Storytime, Evoluzione Radio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Storytime, io sono Giada dagli studi di Padova. Vi ricordo che Storytime è un format di Radio Canale Italia. Se non lo state ancora facendo, seguiteci sulle nostre pagine social, sulla pagina Instagram Storytime_ufficiale #Evoluzione Radio e sulla pagina Facebook Storytime Official #Storytime Veneto. Oggi siamo qui in compagnia di Lisa Vanin e le diamo il benvenuto. Ciao Lisa. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui. Allora Lisa, sei una style coach certificata. Giusto. Raccontaci un attimo di cosa si tratta. Cos'è lo style coach? Perché si parla tanto di coach, ma lo style coach cos'è invece? Allora, è un percorso olistico dove andiamo a creare armonia tra l'immagine interna, cioè cosa penso di me stessa, e l'immagine esterna, cioè quello che trasmetto agli altri. E questo percorso, parlavamo appunto, non è un percorso che dura un weekend come tanti percorsi No, che... infatti, allora, il TM che c'è scritto sulla descrizione, diciamo, vuol dire che noi per primi abbiamo sgretolato le credenze limitanti che molte volte ci creiamo, magari perché non siamo state accettate per quello che siamo dai familiari o dalle persone che ci stanno vicine, oppure perché siamo state criticati, giudicati. Molto chiara questa spiegazione. Quindi ovviamente raccontare il tuo percorso sarebbe molto lungo, perché credo che riguarda si tratta di un percorso abbastanza lungo, però se vuoi darci degli input, cioè quando hai iniziato, quando hai scoperto questa realtà, il perché, senza addentrarci troppo sul tuo privato. Allora, siccome a un certo punto della mia vita ho cominciato a capire che era impossibile continuare a vivere in questa maniera accontentando gli altri, oppure rispecchiare, accontentare gli altri, sì. Fare allora, quello che volevano gli altri. Appunto, invece di esprimere la mia personalità, allora cosa è successo? È successo che mi sentivo questa cosa stretta e ho cercato di migliorarmi, e per i social ho scrollato e ho visto questo percorso, mi sono informata e ho deciso di intraprenderlo, insomma. Ah, ok, quindi l'hai conosciuto tramite i social. Sì. Quindi tante volte dicono che i social sono dei mezzi pericolosi, se invece vengono utilizzati bene o abbiamo chiaro quello che vogliamo di buono, no? Infatti io non posso parlare male dei social perché sto vivendo il mio lavoro, insomma, ho anche l'istruzione, il percorso che ho fatto, insomma, l'ho trovato nei social. La voglia di migliorare me l'ha data appunto un altro coach ancora che ho trovato sempre sui social. Ok, infatti dopo appunto citeremo un coach che non so se è di lui che parli o è un altro. Un altro ancora, bellissimo avere tantissimi punti di riferimento, però termineremo proprio con una frase molto significativa che volevi che appunto leggessimo, e mi farà piacere farlo. Prima di farlo volevo appunto sfruttare questo spazio e la tua esperienza, quindi, e condivisione, per chiederti un po' di consigli per migliorare la nostra vita. Da dove si può iniziare? Cosa si può fare? Io penso e credo, io l'ho provato sulla mia pelle, che ognuno di noi ha un valore, un dono prezioso dentro di lui. Quando si nasce si ha un dono prezioso, però tante volte questo dono prezioso viene nascosto, diciamo, sotto vari strati di a lui non vado bene, a lei non vado bene, non faccio niente di bello, no qua, no là. Bisogna un attimo lasciare perdere questa cosa di confrontarci con gli altri e riuscire magari a emanare o fare evolvere la nostra unicità, diciamo. Quindi connettersi con quello strato più nascosto, che è quello con cui nasciamo. Infatti. E dare spazio a quello. Poi il resto si può ascoltare. Ok, capisco che a te non piaccio,
lo accetto, ma io non mi sento sbagliata. Oppure posso dire ok, forse questo è da migliorare, hai ragione, cosa posso prendere di buono? Perché a volte si danno dei giudizi. No, la critica è giusta perché è costruttiva, il giudizio va a valutare la persona. Infatti. E io non posso giudicare te perché hai un comportamento sbagliato, può essere, ma perché non va appunto ci sono sia hai esperienze diverse dalle mie, hai un'educazione diversa dalla mia, quindi bisogna considerare anche quello. Forse un'azione che io reputo cattiva da parte tua per te non lo è, perché tu hai avuto un altro tipo di educazione e non lo fai con cattiveria, per esempio. Infatti. Allora, come possiamo contattarti, Lisa? Allora, io sono presente nei social, Instagram e Facebook con Lisa Vanin Style Coach, oppure Vanin Lisa su Instagram mi sembra. Ho un sito web dove potrete vedere il percorso che io offro, che è www.lisavaninstylecoachdm.it. Perfetto, io ti ringrazio, quindi ribadiamo TM perché sei appunto una style coach certificata e quindi puoi che questo qua abbiamo fatto un percorso di un anno che non è stato il solito weekend di percorsetto, insomma abbiamo dovuto prima lavorare su noi stesse e dopodiché adesso siamo pronte anche per accompagnare le persone che vogliono migliorarsi. Assolutamente, perché la prima cosa è la coerenza, non si può predire o dire a qualcuno di far qualcosa o predire una conseguenza se prima non la si è provata sulla propria pelle. Quindi terminiamo leggendo la frase del coach Claudio Belotti: non hai abbastanza fantasia per immaginare che cosa di bello la vita ti riserva se decidi di impegnarti a fare la tua parte. Infatti, se cambiamo piccoli passi delle nostre abitudini, ecco che la vita si apre e riusciamo a vedere nuove opportunità e nuove esperienze da fare, insomma. Bellissima, io ti ringrazio di essere stata qua, Lisa, e ti faccio un grande in bocca al lupo per il tuo Grazie a lavoro. Voi. Grazie mille. Buona giornata. Io saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Padova, sono Giada e ci vediamo e ascoltiamo la prossima storia. Ciao! Storytime, Evoluzione Radio.